Di Treviso, e c'era adesso glielo faccio vedere, un amico che invece scrive da Portogruaro che le chiede notizie per quanto riguarda il digitale terrestre, proprio credo Sì, nella vostra zona Levita Pramaggiore, che non è, sì. non è distante, voglio dire. Sì, sì, no, ma tutto il portogruarese ha grossi problemi soprattutto con le reti RAI, ma anche, ahimè, in certi orari della giornata anche con le reti private, comprese quelle nazionali. Noi abbiamo in tutti i modi sollecitato sia il ministro competente per, diciamo, la materia in generale e la RAI in modo particolare per la fetta che riguarda lei. Stefano Zanetti gli chiedeva se aveva già risposto lei al sindaco Bertoncello in merito ai nuovi problemi del digitale terrestre. Questa era la domanda che le faceva appunto Stefano Zanetti. Non ho ricevuto lettere dal sindaco di Portogruaro negli ultimi giorni. Se non è arrivata oggi, dico, perché fino a ieri non mi è arrivata nessuna richiesta. Vi state occupando di questo problema? Noi stiamo tentando in tutti i modi nel tavolo nazionale di risolverlo, però come abbiamo visto anche in altre regioni, il problema è durato molto più di un anno. Adesso ormai è un anno quasi che è applicato il digitale terrestre, però evidentemente l'aver utilizzato una parte di rete precedente sta creando grossi problemi che adesso stanno arrivando anche nel San Donatese, cioè evidentemente aver cercato di fare delle migliorie sta dando complicazioni da altre parti.